passiamo un attimo, la presentazione. Sì. Buonasera, eccoci qui per il terzo appuntamento di questa giornata, ottavo incontro con i candidati sindaco del Comune di Venezia. Abbiamo il piacere di avere ospite con noi questa sera Alessandro Busetto del Partito Comunista dei Lavoratori, e che dopo verrà intervistato dalla nostra cara Maria Laura Faccini, e avrà modo di accomodarsi in questa splendida poltrona Frau Vanity Fair rossa gentilmente messa a disposizione dei fratelli Trevisan qui a Abitare 3. Abbiamo con noi Maurizio, Alessandro, ai quali cedo momentaneamente la parola. Prego. Niente, vogliamo ringraziare il signor Busetto per la sua presenza, consegnare un piccolo omaggio di buon auspicio magari per la sua campagna. Prego. Grazie, grazie molto. Ecco, e questo per lei sempre. Bene. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Grazie. Grazie a tutti voi e buona visione, arrivederci. Tribuna Amministrative 2020. Maria Laura Faccini di Mestre Mia dialoga con i candidati sindaco al Comune di Venezia. Allora, ben ritrovati, grazie ad Alberto che ci ha introdotti a questo ottavo appuntamento. E ripeto ancora una volta, ma credo che ormai sarà inflazionata questa notizia, che è quella di scriverci delle domande come che in effetti stiamo ricevendo o sulla nostra mail oppure qui in diretta sulla chat. E da domani, qui siamo in diretta, da domani ci sarà il video completo su YouTube, basterà digitare Tribuna Amministrative 2020 e si vedrà tutta quanta la trasmissione. Questa sera, come diceva Alberto, appunto abbiamo l'ottavo nostro candidato sindaco, si tratta di Alessandro Busetto, che si presenta con il Partito Comunista dei Lavoratori. Allora, come di consueto, prima delle domande facciamo una piccola storia della sua persona. Ecco. Allora, Alessandro Busetto, nato nel 1960 a Venezia, dove ha vissuto fino al 1976, per poi trasferirsi prima a Mestre, poi a Favaro e poi a Marghera nel 2015 con la compagna Elisabetta, quindi diciamo che conosce bene il comune. Ha due figli, Valentina di 31, Leonardo di 28, e poi ci ha tenuto a dirci che nei primi mesi del 2021 diventerà nonno, quindi questa è una cosa, 2 volte, quindi congratulazioni in anticipo. Dopo differenti esperienze lavorative presso un'azienda di Venezia e una fabbrica di lavorazioni dell'alluminio, dal 1996 è in servizio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e dal 2004 specificamente in biblioteca di area linguistica, detta appunto Bali. È RSU della CUB Sur, Scuola, Università e Ricerca, presso Ca' Foscari dal 2008 ed è responsabile della CUB Venezia dal 2015. Le sue esperienze politiche precedenti lo vedono nel 1990 come militante nella lista di Democrazia Proletaria. Si è candidato sindaco alle elezioni comunali nel 2010, nel 2015 e nel 2020, quindi adesso. Nel 2015 e 2020, nel 2010 solo consigliere. Ah, solo consigliere, perfetto. E sempre per il Partito però Comunista dei Lavoratori. Perfetto. Fedele. La linea. Allora, dunque, cominciamo subito con qualche cosa che è caratterizzante del suo programma elettorale, che io naturalmente ho letto. Parliamo di Veritas. Allora, nel suo programma lei prevede la trasformazione di Veritas in una società pubblica al 100%, però se non sbaglio Veritas lo è già, perché è partecipata a maggioranza dal Comune di Venezia e poi da tutti gli altri comuni di bacino. Lei intende quindi con aggettivo pubblico come controllo da parte dei lavoratori e non più da parte del controllo analogo da parte dei comuni? Allora, quando sono partecipate, sì, è vero, fanno parte del gruppo, però sarebbe bene che restasse sotto solo al Comune di Venezia, perché poi si sa ci sono piccoli appalti, piccole cose che si danno fuori, dunque c'è un lavoro, diventa anche un lavoro precario in qualche ambito. E se ci fosse un controllo maggiore dei lavoratori, il Partito Comunista dei Lavoratori l'abbiamo intitolato proprio così perché speriamo in futuro che sia così, sarebbe opportuno, perché noi diciamo che i lavoratori dovrebbero essere all'interno per controllare e vedere come funziona il sistema. Quindi secondo lei non c'è all'interno, in questo caso parliamo di Veritas, ma comunque nelle altre aziende
e fabbriche una qualificata rappresentanza dei lavoratori che possano incidere nelle decisioni delle proprietà? Allora, diciamo che all'interno ci sono i sindacati, quelli famosi, quelli meno famosi, però non sono all'interno di consigli di amministrazione di tutti quelli che dovrebbero essere là dove c'è il nocciolo del problema, dove ci sono i soldi. Guardi pure la telecamera che così è più... Perché noi siamo lavoratori e facciamo parte dell'azienda quando c'è il momento di crisi, il momento di tirare più lavoro, e siamo solo lavoratori quando invece ci sono le entrate, i bilanci sono buoni, allora rimaniamo lavoratori e basta. Allora questa cosa sarebbe da chiarire, o siamo una cosa o siamo un'altra. Per questo noi diciamo che un controllo maggiore con dei rappresentanti eletti dei lavoratori dovrebbe essere all'interno di qualsiasi CDA, in questo caso, o consigli di amministrazione o consigli delle fabbriche, insomma, questo lo intendiamo. Ecco, una domanda così espressa, che valutazione si sente di dare rispetto alla gestione dell'amministrazione uscente? In che cosa pensa che sia mancata e eventualmente si è trovato d'accordo con qualche decisione, qualche iniziativa che è stata presa? Prima diciamo quelle che non sono d'accordo, in special modo quello di chiudere tutti gli spazi comunali alle associazioni culturali, a qualsiasi richiedente, perché secondo il sindaco uscente c'erano nascosti sotto a queste associazioni gruppi politici di vario genere. E trovo una cosa allucinante, perché ad ogni modo, visto che lui adesso dice partecipare, la gente partecipa tramite le associazioni, culturali o meno, e dunque ha bisogno degli spazi. Non tutti hanno la possibilità di affittare negozi come ha fatto lui ultimamente per la campagna elettorale, e dunque dare la possibilità a tutti, che sia l'associazione della bicicletta o sia l'associazione Mestre Mia, per dire, che abbia la possibilità di accedere a questi servizi. E mi sembra una cosa normale, anzi sarebbe opportuno, perché se la gente si ritrova è più facile che non vada in giro a fare altre cose, c'è uno scambio di idee, non sempre si è d'accordo, però gira l'idea, gira il verbo e si parla assieme, e quello secondo me è la cosa più importante, che la gente ritorni a ritrovarsi, a discutere. Dopo si sa, politica è tutta la politica, anche se vai a prendere un paio di scarpe su un negozio o di una marca è fare politica. È inevitabile questo. Su quello che ha fatto ci sono cose che ad esempio, anche il fatto dei tornelli non è un risolvere una problematica del turismo o limitarla, era più una messa in scena, a mio avviso, perché non ha avuto esito, non aveva nemmeno la possibilità di avere un esito positivo. Ok. Parliamo, le ricordo che qui, ma gliel'avevo già spiegato prima, parliamo appunto della terraferma di Mestre, parliamo di cultura. La cultura a Mestre e in terraferma in genere è strettamente legata, o meglio, è in secondo piano rispetto alla produzione alla produzione culturale che c'è a Venezia, che naturalmente è molto ricca per i motivi che noi sappiamo. Però noi a Mestre e in tutta la terraferma abbiamo bisogno di una produzione culturale, di un'offerta culturale che si spalmi in tutti i 12 mesi, che può andare dalla rappresentazione teatrale, per carità c'è la stagione teatrale El Toniolo che è sempre sold out perché è una bellissima programmazione, però c'è quella e poi ci sono poche altre cose. Lei ha valutato nel suo programma qualche cosa che un progetto culturale per la terraferma che poi naturalmente parli a tutte le età, quindi dai bambini alle persone della nostra età? Sicuramente si potrebbero utilizzare le varie piazze che abbiamo di Mestre, compresa quella centrale che è stata hanno tolto anche il mercatino, che mi sembra una cosa anche quella un po' banale perché non ha senso, di utilizzare queste piazze tramite le compagnie e vedere di fare degli eventi particolari. C'è quello vicino all'M9 che è un posto dove si potrebbe fare qualcosa. Dovete prendere contatti con varie compagnie, non solo fuori, ma anche all'interno di Venezia. Ci sono molte scuole di ballo che potrebbero essere utilizzate per fare eventi. È un fatto di cultura, e non solo cultura diciamo a livello alto, ma anche proprio quella di tutti i giorni, dei ragazzi, che potrebbero veramente aiutare a avvicinare alla danza, al canto, anche ragazzi che magari in quel momento non ci pensano. Questo secondo me sarebbe uno dei fatti più importanti.
e tra l'altro riporti a Mestre la gente in strada, che a mio avviso come in tutte le città ne ha bisogno, perché più la gente va in strada per l'evento, per la festa o per l'anniversario di qualcosa, insomma, è giusto, parla, si trova e diciamo lascia fuori anche una parte di delinquenza, diciamo, perché sappiamo che la delinquenza lavora un po' ai margini. Più gente c'è per strada è più facile che la gente non incontri un tipo di delinquenza, e magari anche la delinquenza potrebbe trovare delle cose simpatiche e pensarci che forse si può fare qualcos'altro. Ne riparliamo fra un po'. Ecco, allora, per quanto riguarda la residenzialità, allora nel suo programma lei sostiene la necessità di requisire le case sfitte. Quali strumenti avrebbe il sindaco per procedere a un'operazione di questo tipo, considerando che in Italia la proprietà privata è tutelata dall'articolo 42 della Costituzione? Quindi ci spiega questo passaggio. Ovviamente questo è il programma finale che noi avremo, perché sappiamo non siamo in un regime, una nazione sotto un regime comunista come vorremmo noi, e di conseguenza questo è difficile farlo. Però si può fare in modo che se tu non utilizzi gli appartamenti, le case che hai, gli aumenti le tasse, in modo di convincere, quasi obbligare chi le tiene, perché ci sono grosse agenzie immobiliari, diciamo anche il clero ne ha moltissime a Venezia, a Mestre, e le tiene sfitte. E poi ci sono quelle del comune che sia a Mestre che a Venezia sono sfitte, e non ha senso. Non ha senso, deve trovare il modo e i soldi in questo caso, ma magari giri una parte del bilancio per queste cose, uno per mantenere. Lo so che non voleva che lo dicessi, Venezia, i veneziani, ma anche Mestre ha bisogno delle giovani coppie, perché da quello che ho capito, da quello che sento, adesso porto 2 esempi, sciocchi, ma mio figlio è andato ad abitare a Zero Branco, mia figlia ad Olo, perché? Perché qui è difficilissimo trovare appartamenti, costano, in affitto non conviene, e se trovi in affitto onestamente trovi veramente delle cose spesse volte che bruttine, e allora diciamo questo è il fatto di lavorare su questi ambiti. Ci sono anche molti bed and breakfast anche qui, perché ormai la moda è diventata quella. Allora cercare di fare, non come vorremmo noi, perché lo sappiamo che per adesso non possiamo farlo, ma di avere dei contatti con i responsabili, con le associazioni di bed and breakfast, di queste cose, a dire tu non puoi fare solo bed and breakfast, dobbiamo mantenere anche i residenti. E dunque dobbiamo aiutare i giovani coppie, pensionati, tutti quelli che le cercano, e mai fare un accordo in modo che fare uno sgravio fiscale in questo caso, invece di aumentare fare uno sgravio. Quindi appunto cioè, non parlare, soltanto collaborare la assieme. repressione, diciamo, in questo caso, quindi anche uno stimolo, perché altri suoi concorrenti hanno parlato di questo argomento qui, dicendo che ci vorrebbero anche magari degli incentivi, perché avere una proprietà, mettiamo caso un appartamento, non è facile, poi non sai chi ti metti dentro, non sai se poi ti rovina la casa, non puoi mandarlo via, bisogna pagare molte tasse, quindi magari agire anche nella tassazione, nell'imposizione dei tributi, per esempio, dell'imposizione fiscale nazionale, non si può perlomeno per adesso, però dal punto di vista locale, quindi lei vedrebbe eventualmente cosa? Più una questione di aumentarle queste tasse per i Allora, io dico, se tu non utilizzi e non affitti questi appartamenti, queste case, tu come comune devi portare il proprietario a affittarla, perché altrimenti non risolveremo mai la problematica. Ok, va bene. E parliamo che un pochino è legato al buco di Mestre, che è quello dell'ex Umberto I. E lei sa che appunto le associazioni, molte associazioni, comitati e anche molti cittadini sono legati al futuro, alla destinazione di quest'area, che naturalmente anche in questo caso è stata acquistata e quindi è proprietà privata, non del tutto, perché ci sono naturalmente anche delle zone e i padiglioni famosi che sono da tutelare, e però anche lì bisognerà vedere che cosa verrà fatto. Sembra che questa Archistar, che è stata richiesta dalla proprietà, voglia fare un bellissimo progetto, anche il sindaco ne è convinto, anche sui giornali, non so se oggi o ieri, lui ha detto che verrà fuori una cosa bellissima. Lei che cosa vorrebbe in qualità di sindaco? Come lo vedrebbe quel posto? Allora, intanto iniziamo che è già privata, mentre che prima magari si poteva anche discutere. È stata una richiesta fatta da molti questa. Sì, ripeto, ma ad ogni modo, se prima non era privata vuol dire che era pubblica, o perlomeno gestita in modo pubblico. Si poteva fare qualsiasi altra cosa.
Ad esempio io penso, proprio parlando di residenzialità, il fatto che là si poteva fare una serie di mini appartamenti per i disabili, perché c'è anche il problema, domani io ho un figlio disabile, muoio, a chi lo lascio? Se invece è un po', come si dice, si arrangia da solo, possiamo dargli dei piccoli appartamenti al piantagione e magari utilizzarli. Adesso invece è tutto privato, ci sarà il solito supermarket. Beh, quello lo fanno perché naturalmente ormai ci mancava, ma ho capito, ma ci mancava, è quello che è inutile parlare con le cose già fatte. Io speravo che invece si facesse qualcosa appunto per le associazioni. Ci sono tantissime associazioni culturali che hanno bisogno di avere spazi dove esibirsi, dove riunirsi. Ma se facciamo il solito supermarket la storia finisce lì, non c'è, speriamo solo, io se fossi sindaco l'unica cosa che farei subito è dico una parte di quella zona lì la fai a verde pubblico, però siamo arrivati alla fine come al solito, arriviamo ai giochi fatti, dunque non puoi modificare un poco o nulla, non ha senso, per quello lei mi dice requisire, se fosse per la mia idea sì, requisisco perché quella cosa lì deve essere un bene pubblico. E anche perché, ripeto, supermarket basta, megacentri basta. Quindi lei è anche uno di quei candidati che promuoverebbero una moratoria sull'istituzione di altri centri commerciali? Beh, non solo su quello. Commerciali e supermercati. Su tante altre cose. Venezia è la prima provincia in Veneto per abuso del suolo. Abbiamo cementificato tutto. Sappiamo che il Veneto è la seconda regione in Italia, dunque siamo mal presi. E Venezia è anche una provincia dove c'è anche l'acqua, ne hanno veramente messo di cemento. Perché invece noi cominciamo a ragionare nel riutilizzo? C'è il Porto Marghera, la zona di Marghera, ma le fabbriche le possiamo contare a poche decine. Là si potrebbe fare moltissime cose, e utilizzando lo spazio che c'è già. Perché fare adesso? Mi viene in mente l'altra volta si parlava dello stadio a Tessera, e via altro verde, via altro spazio. Qui a Marghera ci sono ettari di fabbriche dismesse. Quindi lei vedrebbe lì lo stadio? No, se devo fare un ragionamento a riguardo per non rifare cemento ancora, coprire ancora suolo verde, lo utilizzerei là. Ok, va bene. Ha capito? Perché il suolo è veramente sempre meno per tutti. Ecco, torniamo al discorso della sicurezza, del degrado, della delinquenza. Abbiamo parlato anche stamattina con il candidato Baretta e anche prima della situazione di chiamiamola fragilità, diciamo, per usare un termine gentile, di molte zone della città, a cominciare da Via Piave, che non è più certamente come molti anni fa, ma poi questa delinquenza sia comune che anche legata allo spaccio si è espansa e ci sono interi quartieri, insomma, dove le persone non vogliono uscire di casa, soprattutto di sera. Allora lei nel suo programma prevede che il contrasto deve iniziare dalla grande criminalità e che al contempo bisogna garantire a tutti un lavoro dignitoso. Soluzioni puramente repressive, lei dice, servono solo a fare propaganda e spostare i problemi altrove. Come sta succedendo? Quali soluzioni quindi secondo lei si possono attuare per recuperare la vita normale in queste zone che sono ormai degradate? Allora, come dicevamo prima, facendo eventi, portando la gente in strada, che è quello già un deterrente. Sì, già un deterrente per i delinquenti, chiamiamolo. Ma anche qui si guarda il problema, ma alla fine. Dobbiamo guardare a monte, per quello noi diciamo un lavoro che non sia precario, un lavoro che dia un minimo di dignità, perché quello aiuta. Poi lo sappiamo tutti, una parte di delinquenza ci sarà sempre, è inutile nasconderlo. Però allora là la repressione c'è, però dobbiamo partire a monte, non a cose fatte anche qui, perché la gente dopo delinque, non so se tutti delinquono perché gli piace, ma tanti perché non hanno trovato lavoro. Sì, diciamo che c'è una differenza nella delinquenza, c'è la delinquenza comune perché magari è portata a delinquere perché non c'è lavoro e perché ha necessità e quindi ecco, ci sono quelli che invece sono organizzati. Quindi la grande organizzazione allo spaccio che poi porta alla morte, perché noi siamo conosciuti, maestri conosciuta per la morte da eroina gialla, quindi diciamo che ecco. È tremendo, però è così. Però anche qui si parte e si colpisce allo spacciatore, intanto capire il mercato. Se questi ci sono vuol dire che c'è un mercato. Ah certo. E dunque dobbiamo lavorare prima di tutto noi come genitori, perché penso che la cosa più grossa non possiamo demandarla alla scuola, ad altri. Noi come genitori stare attenti ai nostri figli e controllarli.
è anche difficile perché spesse volte, ormai al 90% si lavora sia la moglie sia il marito, qualche volta anche 2 lavori, perché dunque l'attenzione verso i figli è un po' scadente. Però non possiamo delegare la scuola a queste cose, dobbiamo essere noi. E seconda cosa, dobbiamo colpire le grosse ma è inevitabile, cioè, altrimenti è come tagliare l'erba, la tagliamo, sì, ma ricresce sempre. Allora, se vuoi, dai il diserbante, il diserbante in questo caso è dalla parte alta. È dalla parte alta, bene. Ecco, alcuni candidati hanno espresso la volontà di ripristinare compiutamente le municipalità. Ecco, quindi come prima frontiera, diciamo così, del rapporto col cittadino. Lei è favorevole a questa appunto soluzione, dato che comunque è prevista per città superiori ai 250.000 abitanti, il comune nostro lo è. E qual è quindi la sua opinione in proposito? Come la vede? Devo dire la verità, su questo non ci avevo pensato, ma ad ogni modo mi trovo concorde con chi mi ha preceduto, perché proprio come dicevamo anche prima, le municipalità sono il front office, adesso si usa tanto l'inglese, il front office verso i cittadini e possono partecipare tutti, perché quello è importante, che il cittadino partecipi, quello è il sistema migliore per risolvere le problematiche, perché ti parli fra vicino di casa, che sia simpatico o meno, non lo so, ma insomma parli con loro e risolvi i problemi assieme. Questo sarebbe importantissimo ripristinarlo in modo serio. Trovo in modo concorde veramente. Certo. E parliamo di ambiente in generale. Qui ci sono molte organizzazioni associazionistiche, comitati o anche gruppi comunque di cittadini che pensano che il regolamento comunale del verde pubblico e privato sia da riprendere completamente in mano, perché in questi 5 anni, ma anche precedentemente, perché non stiamo mai parlando solamente degli ultimi anni, perché le cose sono appunto vengono da lontano e quindi richiedono a gran forza un'attivazione anche del piano nazionale che riguarda proprio il verde delle città e per Mestre soprattutto una riorganizzazione delle piantumazioni, quindi non soltanto delle cose sporadiche in alcuni centri della città, ma molto più verde, molto più alberi e quindi un'organicità, diciamo, nell'organizzazione. Sì. Cosa pensa di questo? D'accordo anche qui, perché l'abbiamo anche detto prima, io in modo provocatorio dicevo facciamo lo stadio a Marghera, ma non perché sia appassionato di andare allo stadio, ma perché se devo fare qualcosa non lo faccio a Tessera per togliere altro verde. Logicamente nell'ambiente cittadino dobbiamo ricercarlo. Io mi ricordo, sono venuto nel 76, ma mi sembra che nell'80 avevamo 35 centimetri quadrati di verde a testa a Mestre. Sì, adesso sono per fortuna. No, per fortuna sì, per fortuna. Però ci rendiamo conto che si continua. E dunque dobbiamo intanto bloccare la costruzione di nuovi supermarket, di nuovi ostelli o presunti tali, perché poi c'è anche un fatto che costruire ostelli qui carica un altro problema. Hai capito? Dunque si corre dietro, logicamente avere più verde è inevitabile. Il fatto dell'ospedale, del buco, ci hanno promesso un pezzo di verde, sì, ma se era nostro, se era pubblico, potevamo ragionare in modo diverso. Qualcuno ha azzardato che sarebbe stato bello una sorta di Central Park di Mestre, con già ce l'abbiamo, il Central Park vero nostro, quella però diciamo qui bellissimo, ma è là il discorso, andiamo a discutere di cose già fatte. Dunque, per quello noi in modo diciamo provocatorio diciamo riquisiamo, perché arriviamo al punto che non c'è altra alternativa, e questo è il fatto. Dopo, come ideologia siamo anche per queste cose, quando è inevitabile. La sua le associazioni che si combattono per verde, io ho partecipato a diverse riunioni di notavi e anche là non si capiva che si toglieva verde per fare cose che onestamente, adesso andiamo su un altro tema, che però non hanno un esito felice. Dunque il verde deve essere una delle prime cose che io sia di destra o di sinistra, ma sicuramente tutti i cittadini devono combattere per fermare. Sì, una cosa trasversale al massimo. Ecco, parliamo di integrazione. Al 31 dicembre 2019 i residenti stranieri nel Comune di Venezia hanno raggiunto il numero di oltre 39.000 unità, di cui 33.000 soltanto in terraferma. E ci sono associazioni locali che si danno molto da fare, impiegando
proprio materiale umano importantissimo proprio nell'aiuto all'integrazione come mediatori culturali, come insegnanti appunto di italiano, come assistenza anche sociale, diciamo così, però da parte delle amministrazioni, e qui parlo al plurale, non c'è mai stata una vera politica di integrazione, per cui tante zone della città, e qui siamo in una di queste, adesso nelle strade secondarie, dove ci sono delle forti concentrazioni, diciamo, di etnie che però restano ai margini, nel senso che non sono coinvolte innanzitutto nella vita sociale della città e poi creano anche dei pericoli. Per esempio il fatto dell'allontanamento, o meglio della chiusura delle donne, soprattutto della figura femminile di queste famiglie, è ormai all'evidenza, perché non possono relazionarsi con gli altri, perché non sanno la lingua, perché non hanno rapporti, pensano tutto ai mariti, le tengono proprio lontane. Allora io le chiedo che tipo di integrazione lei vedrebbe per il futuro, perché bisogna prendere in mano questo problema. Sicuramente il problema delle donne è un problema che deriva dalla religione, e purtroppo qualche annetto fa anche noi europei e cattolici avevamo un problema quasi analogo, no? E dunque bisogna far sì che queste donne, queste persone comincino a ragionare in modo diverso. È un po' difficile. Ma infatti era difficile anche per noi quando eravamo. Io ho letto un paio di libri sugli immigrati quando andavamo in Australia, in America, e anche noi ci consideravamo cose a parte, questo era il nostro mondo, dobbiamo avere la pazienza di cercare di coinvolgerli. Logico che magari il comune, se gestisce o se un evento multiculturale, visto che ci sono le organizzazioni, vicino da me c'è un gruppo del Sri Lanka che si ritrova, dobbiamo intervenire su quello. E più di tutto, secondo me, dobbiamo intervenire a scuola, perché è a scuola che i ragazzi si incominciano a parlare. Infatti all'asilo non c'è nessun problema, si guardano le mani, uno è bianco, uno è più scuro, il problema è risolto. Man mano che si viene su, che si cresce, viene fuori il problema, perché dopo anche c'è il problema dei genitori che dicono delle cose. Dunque dobbiamo essere noi prima di tutto, come persone, come cittadini, e dopo l'aiuto sicuramente del comune, che faccia degli eventi, delle cose che riuniscano. Io ho assistito purtroppo a Venezia a una festa di comunità greca, bengalese e italiana, ed è riuscita. Però è fatta in modo, diciamo, spontaneo, è fatta da un gruppetto di persone che dopo scuola si sono trovate e hanno fatto queste cose. E questo sarebbe utilissimo anche perché, ripeto, porti in certe situazioni, in un campo, in una piazza, queste persone hanno modo di parlarsi, di contattarsi veramente, e poi tramite, è un sistema bellissimo, tramite i bambini tu fai conoscenza di altre persone, di altre mentalità. Certo. Dopo resta il fatto religioso, quello purtroppo non è facile, non sarà facile per nessuno toglierlo. Guardavo ieri una cosa sull'Arabia Saudita, adesso vanno in macchina finalmente le donne. Beh, noi le donne hanno votato dal dopoguerra, mi sembra, certo. Non eravamo nemmeno i primi all'epoca, C'era, mi sembra, la Turchia che aveva già 20 anni sì, cioè certo. è da capire, bisogna pensare come eravamo noi per capire a cosa potremmo arrivare e cosa spiegare agli altri, perché se non ricordiamo la nostra storia non andiamo da nessuna parte. Certo. Se guardiamo solo il problema contingente di oggi, l'immigrato, la religione, la delinquenza, sì, ti chiudi, certo. Allora sì, vabbè, ti chiudi, finito là, però non vivi bene né tu né me. Invece l'importante sarebbe appunto cercare di collaborare e vivere bene assieme. Certo. Cosa mi dice del termovalorizzatore? Fusina? Sì. Beh, intanto io sarei abbastanza contrario. Ecco, appunto, perché ci spieghi perché... io ho seguito un po' il comitato che li segue, perché devo dire la verità, non tutto riusciamo a seguire. Beh, immagino. Devo essere onesti, Immagino. I tutologi Sì. non li credo, non ci sono. Però sono due cose che mi fanno pensare. Uno, l'aumento dell'inquinamento, ma anche se andiamo a vedere bene, anche l'aumento del traffico, perché da domani, se dovrà essere portato tutto là, ci saranno file di camion che porteranno materiale da quelle parti. Di conseguenza ci sarà un aumento del traffico, non solo dello smog, dell'inceneritore, ma anche delle macchine. Dunque non so quanto convenga, onestamente.
E a dire la verità io farei una cosa, se vogliono farlo, che invitino il comitato che si è organizzato e vadano a discutere assieme, perché non penso che uno sia contrario a priori, no, sono contrario perché non va bene, ma perché hanno mostrato, io ho letto qualcosina, hanno mostrato dei dati abbastanza pericolosi e interessanti, nel senso che interessano il cittadino. Comunque sarebbe bene che si parlassero e vedere, però spesse volte si va oltre. Cioè una volta che si è fatto, che ci siano le concessioni o meno, si va e dopo vediamo. Non è così. Se vogliamo andare avanti un po' in modo più tranquillo e meno contrasti tra di noi, se ci sono questi comitati, che può essere quello dell'inceneritore, quello dell'ottavo, quello del nomoso, quello che c'è, parliamo assieme. La giunta deve ascoltare la gente. Questo è il problema di base. Quindi secondo lei ci vuole un continuo scambio di collaborazione, di relazione tra l'amministrazione comunale. Guarda, noi abbiamo chiesto che anche sul fatto devo tornare a Venezia Napoli, sul fatto delle grandi navi, che si faccia un progetto assieme al comitato non navi, perché ripeto, non penso che nessuno parta dall'idea di dire no a priori, no perché lo dice lui o lo dice l'altro, uno ci ragiona anche. Può anche dirlo la prima volta, ma se uno poi va a leggere e si informa, vede che è giusto o sbagliato, questo è il discorso. Certo. Lei conosce i campi trincerati di Mestre? C'è mai stato? No, mi ricordo che una volta al parco c'era il bunker, quelle cose lì, però i campi trincerati dove sono messi? I forti trincerati, Forte Marghera, Forte Gattara, sì, li conosce? Sì. Ecco, perché a Mestre c'è la necessità di creare delle possibilità. Noi parlavamo prima di cultura e lei diceva giustamente, parlava in modo più ampio, e quindi anche questi sono degli aspetti che noi, appunto, che abitiamo in questa parte del Comune di Venezia, dobbiamo tenere in grande considerazione. Quindi lei cosa penserebbe di fare a proposito di mettere in rete, diciamo, sia la parte dei percorsi dei campi trincerati, che sono molto importanti perché riguardano la storia di Mestre, e anche le varie ricorrenze di Mestre, quindi la festa di San Michele, che è patrono della città, la sortita, cosa... Secondo me intanto dovremmo dare la gestione, che mi sembra attualmente sia a queste cooperative o gruppi di comitati che gestiscono. Mi ha fatto pensare, io sono andato spesse volte a quello di Carpenedo, sì, e c'è una cooperativa, mi sembra benissimo. Tramite questi ragazzi, queste organizzazioni, il comune deve intervenire sì a fare, come dicevamo appunto, socialità. Forse la parola esatta è socialità, cioè cercare di mettere non solo in rete loro, ma anche i cittadini, le scuole. Secondo me le scuole parlo spesso delle scuole, che sono la base. Se noi educhiamo i ragazzi a intervenire, a conoscere la storia di Mestre, l'ho scoperta da poco, ho scoperto che c'era un sindaco, devo vergognarmi, l'ho scoperto da poco. Però è giusto che la gente sia a conoscenza, e questo è importantissimo. Ci sono delle persone che si impegnano a fare queste cose, aiutiamoli. E tramite la scuola, tramite i cittadini normali e tramite il comune, che si sviluppino queste cose. Perché, come dicevamo prima, porta sempre a ritrovarsi, a stare assieme e contattarsi, che è una cosa bellissima. Ecco. E dal punto di vista dell'aiuto, dell'assistenza sociale, secondo lei, in questi anni, e anche in questo caso parlo in senso molto ampio, è stato fatto abbastanza per andare in aiuto alle famiglie in difficoltà, alle persone con handicap, ai bambini con dei problemi, ai giovani che hanno dei problemi, e anche appunto in questo caso negli ultimi mesi con il problema del Covid? Allora, non solo da questi 5 anni, come diceva lei, ma anche da prima c'è stato un degrado di queste cose qui. Ma secondo me si deve partire da un altro fatto, cioè noi dobbiamo organizzare un sistema di attenzione a queste persone che non può essere lasciato alle cooperative o alle ditte d'appalto. Io mi ricordo mia madre, abitavamo qua, venivano 2 signore ad aiutarci perché non ce la facevamo, le donne anziane dovevano aiutare. Però non deve essere una cosa lasciata a ditte d'appalto, deve essere una cosa gestita dal comune. Per quello noi abbiamo detto anche tante volte, se noi recuperiamo il precariato che c'è, che intanto lo paghiamo ugualmente, perché come cittadino
Io porto sempre l'esempio di Ca' Foscari purtroppo. Noi abbiamo gente che lavora nelle portinerie e in altri servizi, prendono di meno e ci costano di più. Io dico, qual è il senso? Cosa vuol dire? Cioè, prendono di meno, sì, io ero in portineria una volta, Sì. ma il mio collega di portineria prende di più del collega della ditta d'appalto che è in questo senso. E dunque non ha senso, e ci costano di più. Sì. Allora, togliamo il precariato, almeno dove si può. Riportiamo certe cose sotto, in questo caso il comune o la sanità sarà da capire, perché anche là ci sono dei paletti differenti, però il comune può impegnarsi su questo. Fai un servizio, però non con ditte, subappalti e cose del genere, perché non è funzionale, non è nemmeno dignitoso per il lavoratore. Certo. Io mi ricordo che li consideravano solo il momento di quando salivano in casa e uscivano, il percorso di macchina non era lavoro, cioè, è una cosa allucinante. E se noi utilizziamo invece le nostre possibilità economiche e facendo pagare qualcosa alla gente, se non riusciamo a fare, diamo un lavoro sicuro. Io penso che quando hai un lavoro tranquillo, sei anche più tranquillo, tu sei anche più predisposto verso l'altro. Se sai che è un lavoro di 3, 6 mesi o 2 anni, sei sempre su chi va là, non puoi essere tranquillo verso l'utente, si chiama utente, sì. Cliente, si usano sempre termini diversi. Io, per me sono sempre utenti, Certo. perché è una cosa che interessa a tutti. Oggi tocca a lui, domani tocca a me, e dunque deve essere un'utenza. Ma questa è la cosa da fare. Ok. Bene, allora siamo giunti alla fine, le vorrei chiedere 2 cose. Se lei diventasse sindaco, nei primi 6 mesi del suo mandato, cosa vorrebbe fare mettere in atto per Mestre e la terraferma? Allora, per Mestre e logicamente per il comune, la prima cosa io cercherei di assumere tutti i precari che sono stati messi dal comune, con cessione di rami d'azienda, ditte d'appalto e quelle cose lì, perché come ritornavamo al discorso di prima deve dare sicurezza. E a me piacerebbe molto che non si costruisse alberghi per manco un periodo, c'è chi dice 5, c'è chi dice 10, ma quelle sono le cose prima di tutto da fare, e dare maggiore attenzione ai residenti e alle case per i residenti. Questa sarebbe la cosa sicuramente da fare. Una cosa che non c'entra niente con tutto questo, però lo voglio dire, perché per me è una cosa che forse è un po' banale, ma io cercherei di togliere le macchinette, le slot machine da tutti i bar, da tutte le tabaccherie. Trovo una cosa angosciante, io fumo, dunque dal tabaccaio ci vado e prendo il giornale. Vedere il pensionato, il ragazzo che è disoccupato, che magari, e vedere le casalinghe che 2 euro, sono decine di euro al giorno che vengono utilizzati per una cosa del genere. Io so che ci sono dei comuni, adesso non vorrei dire una cosa, mi sembra Montecatini che si è dichiarato free slot. Ho parlato l'inglese oggi, è una cosa strana. Sempre il momento di cominciare. Sono legato. Però è una cosa che trovo. Io nell'81 ero a Basilea da mio zio e non le avevo mai viste. Mio zio ha detto, guarda, spera sempre che non arrivino mai in Italia, perché la gente si rovina. E si rovina lentamente, quello è il fatto, quasi come il fumo. Ma lentamente. Fa male a tutti e 2. Lo so. Allora, io adesso vorrei che si rivolgesse che appunto si voltasse verso l'obiettivo e facesse il suo appello a voto, perché i cittadini dovrebbero votare lei e la sua lista. Allora, chiedo il voto per il Partito Comunista dei Lavoratori, per prima cosa perché siamo un partito che si autofinanzia. Noi non abbiamo entrate di nessun genere, sono quelle delle tessere annuali e del contributo mensile che tutti gli iscritti, gli aderenti danno. E dunque non siamo protetti da lobby di certi. La nostra lobby sono i lavoratori, il nostro interesse è sempre il lavoro, la dignità del lavoro. Diciamo che un'altra cosa, noi abbiamo scelto una parte della barricata, noi siamo convinti che non si può essere da entrambe le parti, o sei dalla parte del patronato o sei dalla parte dei lavoratori. Noi sponsorizziamo questa. E un'altra cosa, che ci interesserebbe molto che tutti capissero il problema della scuola e dell'ambiente. La scuola perché sforna il futuro, il nostro futuro, e dunque si ritorni a insegnare anche certe cose. Io so che ad esempio la storia è molto meno toccata di una volta, e questo è importantissimo perché la storia si ripete, c'è poco da pensare, la storia si ripete sempre.
in un modo o nell'altro verso, ma si ripete. E l'ambiente, perché se non lasciamo un po' di verde ai nostri figli e ai nostri nipotini, non potranno giocare sul cemento, anche se lastricato, di marmo, devono giocare con la terra, la sabbia e l'erba. Questo è importante per noi. Grazie. Grazie, è stata una piacevolissima Sì, è stato conversazione. bellissimo. Sono contenta che lei si sia trovato a suo agio. Mi trattavo meglio sull'est, però una volta Va devo bene. dire che le lacune c'erano. Va bene. Giustamente. Ecco, quindi io ringrazio chi ci ha ascoltato, chi ci ha seguiti, questa giornata volge al termine e ringrazio come sempre tutti coloro che ci hanno aiutati in queste dirette e vi do appuntamento per l'ultimo incontro con il candidato sindaco, che sarà il sindaco uscente Luigi Brugnaro. Ci incontreremo martedì 8 alle ore 18, sempre qui in questo bellissimo showroom, e per l'occasione appunto ringrazio ancora una volta i fratelli Travisan per l'ospitalità. Quindi ci vediamo martedì e ringrazio ancora Alessandro Busetto. Grazie anche ai fratelli. Grazie e buona serata a tutti. Simpaticissimo.